etichetta sulla quale mi trovo molto d'accordo, quella di partenza, ovvero sia il nostro problema è quello dell'aumento della ricchezza prodotta. E se proviamo a ragionare sull'aumento della ricchezza prodotta, dove andiamo a parare? Per aumentare la ricchezza prodotta bisogna aumentare la base produttiva, quindi ci vuole più impresa, ci vuole più produzione. Per aumentare la base produttiva, le imprese per poter fare più produzione devono avere più mercato, e quando parliamo di mercato ci dobbiamo porre due problemi, perché siamo un'isola. E allora noi al mercato, siccome non bastiamo a noi stessi, perché siamo 1.600.000 abitanti e questo non fa un mercato sufficiente per le nostre imprese, noi abbiamo due possibilità: o parto dalla prima, che in realtà è residuale, o aumentiamo le persone che sono presenti sull'isola, e allora per aumentare le persone, per aumentare il mercato, dobbiamo accogliere persone, e allora quando io decido di lanciare la continuità territoriale con tariffa unica per tutti, lo faccio in questo senso, perché non io, ma le statistiche della Camera di Commercio dicono che una persona che viene in Sardegna mediamente si trattiene 4 giorni e mediamente spende 100 euro al giorno. Non c'è bisogno di essere dei grandi matematici per capire che quei 400 euro sono lavoro, nostre imprese che vendono beni, gli alberghi, i ristoranti, ma sono anche entrate, perché su quei 400 euro c'è l'IVA che ci torna indietro, su quei 400 euro c'è l'imposta, e quindi l'investimento che io ho fatto per la tariffa unica mi ritorna indietro in ricchezza e produzione, e quindi quello che vogliamo. E quindi questo è uno, e ricordo che la proroga che è stata data a quella continuità territoriale è la proroga sulla continuità territoriale a tariffa unica, quindi quella non è in discussione, non è stata bocciata, è quella vigente, la nostra. Non ho ancora visto la proposta di questo governo, perché non esiste ancora la proposta. Il secondo aspetto, esportare beni, e qua c'è un problema di competitività, cioè le nostre imprese devono essere competitive con le altre imprese, devono andare verso i mercati esterni. Tutti quanti voi sapete che oggi, mentre siamo qui e parliamo, se avessi voluto comprare questa penna l'avrei fatto in 2 minuti su una piattaforma di vendita, e probabilmente lunedì o martedì avrei avuto a casa mia 1, 2, tutte le penne che voglio. Allora, queste penne sono prodotte e commercializzate a costi e a condizioni, probabilmente potrebbero arrivarmi da Hong Kong, dalla Cina, da qualunque parte del mondo. Allora, questo significa che la cartoleria che c'è sotto casa mia va a competere con queste altre realtà, che purtroppo è una competizione difficile, è una competizione spesso impossibile. E allora io certo devo darmi da fare, ne abbiamo parlato a lungo, per risolvere il problema del trasporto, del costo del trasporto, e quindi abbattere quel fattore, quel costo del fattore della produzione. Devo darmi da fare perché ci siano più infrastrutture nel nostro territorio, perché le imprese pagano anche la mancanza di infrastrutture, e anche questo è un impegno che posso assumere. Poi devo cercare di lavorare perché ci sia un costo dell'energia adeguato, e va tutto bene. Però, e qua mi riallaccio a quello che diceva in chiusura Paolo Magnipella, qual è l'elemento tra i costi dei fattori della produzione sul quale io più facilmente posso incidere nel breve termine, nell'immediato? La leva fiscale. E allora la vogliamo chiamare zona franca, la vogliamo chiamare politica fiscale, la vogliamo chiamare come vogliamo, ma il problema cioè l'unica risposta possibile nell'immediato è esattamente quella, non ce ne sono altre. Poi facciamo un attimo uno sguardo indietro a quello che è stato e parliamo della vertenza entrate. La vertenza entrate non voglio dire se era giusta, sbagliata, non è questo il momento, mi limito semplicemente a dire, quando il Presidente Sulu dice non ho toccato niente della continuità territoriale, ho preso quella che c'era, perché quando sono cose buone a qualche cosa il Presidente è stata toccata, perché con quell'accordo il costo è andato a carico dei sardi anziché a carico dello Stato come era prima. Non mi sembra una differenza da poco, perché è una differenza che come dire, ha la sua valenza, però lasciamo stare. È stata fatta una vertenza entrate che a fronte di maggiori competenze che la Sardegna assumeva venivano date più risorse, quindi mi è stata data prima avevo una bottiglia più piccolina, mi è stata data una bottiglia grande, con un problema,
che abbiamo vissuto e che è rimasto irrisolto, che per prendere l'acqua vi è stata data una cannuccia corta, il patto di stabilità, perché vi siete dimenticati di governare anche quello, quindi quello non è stato aumentato, è stata lasciata la cannuccia all'altezza della precedente bottiglia. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aspirato e non siamo mai riusciti a aspirare sino in fondo, e abbiamo a tutti i livelli, con tutti i governi, cercato di avere questo aggiustamento. Eravamo riusciti con una norma di legge grazie ai deputati, senatori sardi, con un emendamento bipartisan che dava al governo un termine di 120 giorni per adeguare, rimasto lettera morta. Abbiamo fatto, non lo elenco, una serie innumerevole di battaglie e siamo arrivati ai giorni nostri, o meglio, non ai giorni nostri, ma alla nuova giunta regionale. E che cosa è successo? Hanno risolto il problema dicendo no, passiamo dal patto di stabilità al pareggio di bilancio e facciamo un bel accordo dove rinunciamo ai nostri ricorsi, avremo tutto, i sardi avranno tutto quello che serve, questa è la soluzione di tutti i problemi. E io mi chiedo, se fosse la soluzione di tutti i problemi, perché vengono tagliate le risorse a tutte le categorie, a tutti i comuni, perché ci sono risorse in meno? Perché si deve ricorrere a mutui? Forse qualcosa non funziona, perché temo che è vero che c'è stata data la cannuccia, ma c'è stata data la cannuccia nuovamente su una bottiglietta piccolina, con una gravata. E qua torno anche ai temi dell'autonomia iniziale. E tra quei ricorsi che sono stati ritirati, ce n'era uno che ha seguito anche la Valle d'Aosta, a proposito di Valle d'Aosta, fatto sulla base di quelle che sono le nostre prerogative di autonomia, che era fatto nel 2012 contro gli accantonamenti di cui parlava Paolo, contro quella miserabile meccanismo che porta via le nostre risorse. Noi lo abbiamo ritirato. Ho finito, è la conclusione. Noi l'abbiamo ritirato, la Valle d'Aosta non lo ha ritirato, gli sono stati restituiti tutti gli accantonamenti, gli sono stati annullati per il futuro. Quella partita per noi valeva 3 miliardi e 300 milioni, noi oggi siamo al tavolo del governo a pietire una diminuzione di 300 milioni. A me sembra che ci sia qualcosa che non funziona.